Rinviata al mittente, la commissione consiliare al bilancio non ha voluto nemmeno aprire la carpetta. Dentro gli atti, i documenti e i numeri a corredo della proposta di deliberazione che riguarda l'approvazione del costo del servizio di igiene ambientale e la determinazione delle tariffe per il 2017. Il parere dell'organo consiliare non c'è stato e oggi la partita si gioca in aula. Si preannuncia uno scontro intestino, tutto in seno alla maggioranza. Sì, perché la commissione è composta esclusivamente da consiglieri che fanno parte della coalizione a sostegno dell'amministrazione Firetto, da cui proviene l'input della proposta relativa alla gestione dei rifiuti al comune di Agrigento, che dovrà essere approvata entro fine mese. Ci siamo rifiutati di visionare la carpetta, afferma il presidente della commissione Marco Vullo, per due ragioni: sia perché non è possibile che un argomento così rilevante ed importante ci venga portato all'attenzione all'ultimo minuto, sia perché mancava il parere dei revisori dei conti. Rispetto al piano 2016 la spesa dovrebbe aumentare di circa 1,5 milioni e il maggiore costo finirà inevitabilmente per gravare sulle tasche dei cittadini con la notifica della quinta rata a conguaglio. Ma cosa succederà in aula? L'interrogativo è d'obbligo anche alla luce della sfuriata, proprio alla vigilia della seduta, del sindaco che non ha gradito le scelte della regione sulla nomina del consiglio dell'ente parco archeologico e sul fatto che il comune di Agrigento non avrà diritto di voto. Chi si è occupato della vicenda è stato l'assessore Carlo Vermiglio, che è un alfariano vicino al ministro agrigentino. Firetto non è stato tenero, ha parlato subito di attacco alla città. Pare proprio che sia stato portato a termine il progetto che era del governo lombardo di togliere l'autonomia dal parco, ha tuonato il sindaco, riducendolo ad uno dei tanti servizi dell'assessorato regionale. Oggi viene confermata questa strategia che rende il parco archeologico un banalissimo marchingegno per politicanti e questuanti. Queste ancora le parole di Lillo Firetto. Chissà quale sarà la risposta dei 5 alfariani in consiglio comunale che fanno parte della maggioranza pro Firetto. La risposta la darà il voto questa sera.